la terza ricetta del corso dei dolci della Proloco di Flumini Maggiore. La nostra ricetta di oggi sono i bistocchedos con K. È un dolce della tradizione di tutta la Sardegna, solamente che con alcune varianti. A Flumini Maggiore si prepara con questi ingredienti. Per 1 chilo di farina mettiamo 14 rossi d'uovo. Poi mettiamo la scorza grattugiata di 3 limoni, 200 g di zucchero, 1 chilo di farina, una bustina di lievito, 2 bustine di vanillina, un pizzico di sale e un bicchiere di olio. Procediamo con la lavorazione. Nella planetaria mettiamo 200 g di zucchero, 14 tuorli più un uovo intero. Aggiungiamo la scorza grattugiata di 2 limoni e continuiamo con la lavorazione. Allora, nel frattempo che lavoravamo i tuorli con lo zucchero, abbiamo setacciato la farina. Adesso aggiungiamo la bustina di lievito, che va sempre setacciata per uniformare il composto, diciamo, le farine. Aggiungiamo anche la vanillina. E aggiungiamo anche il sale. Ora togliamo dalla planetaria il composto dei tuorli con lo zucchero. Mettiamo il composto spumoso dentro sascivella. E piano piano incorporiamo la farina insieme al lievito e la vanillina. Continuiamo a impastare, adesso mettiamo l'olio piano piano a piccole dosi e mescoliamo tutto il composto. Allora lavoriamo l'impasto con le mani, deve diventare un composto omogeneo per amalgamare tutti gli ingredienti. Riponiamo la pasta in frigorifero per circa un'ora a riposare. Terminato il tempo di riposo della pasta, procediamo ora a fare le forme. Formiamo un filoncino, appiattiamo un po' con il mattarello e facciamo le forme della tradizione fluminese.
Queste sono le forme della tradizione fluminese. Adesso le mettiamo nel forno preriscaldato a 180 gradi, forno statico per 25-30 minuti. Nel frattempo che i spistocheddus cuociono, prepariamo la glassa o in sardo cappa. Ci sono diversi modi di preparare la glassa, o cotta o cruda. Noi la prepariamo cruda con gli albumi, lo zucchero a velo e qualche goccia di limone. È sempre bene setacciare prima lo zucchero a velo perché potrebbero esserci dei grumi che quindi potrebbero rendere la glassa grumosa. Procediamo con la glassa. Mettiamo gli albumi, li sbattiamo un attimino senza montarli. E piano piano aggiungiamo lo zucchero a velo. Sono i biscotti de Gappa. In occasione della Pasqua abbiamo preparato anche le colombe.